ma andiamo per ordine a vedere cosa serve. Certamente serve più mercato e meno Stato nell'economia. Questo vuol dire pari opportunità per tutti. Vuol dire fare i conti con uno Stato che ha raggiunto obiettivi importanti di welfare, ma che adesso li deve mantenere. E lo deve fare attraverso l'efficienza, che poi vuol dire tagliare e ristrutturare. Vuol dire anche non avere paura dei privati, del ruolo che i privati possono svolgere. Ci sono casi non positivi di gestione privata di un bene pubblico, ma sono infiniti i casi di gestione pubblica fallimentare e dannosa. Nella costante confusione dei ruoli, lo Stato ha fatto male tante cose, anziché farne bene una: regolare, controllare e sanzionare. Abbiamo uno Stato debole e pesante, dobbiamo avere uno Stato forte e leggero. Il 46,7% del PIL è gestito dallo Stato. Una decisa politica di liberalizzazione, secondo Banca d'Italia, potrebbe generare un aumento del PIL dell'11% e dei salari reali nel medio e lungo termine del 12%. In questi ultimi anni non ho visto liberalizzazioni, l'ho denunciato anche il Presidente dell'Antitrust. Il mercato è sotto il fuoco amico di un sistema paese che non lo vuole. Il problema non è l'acqua, per tornare a un tema di scottante attualità. Il parere dei cittadini è sovrano e va rispettato. È che non si può pensare che i problemi complessi siano affrontati con un sì o con un no. Le questioni strategiche devono essere affrontate con visione, pensando con coerenza al futuro del Paese. La politica industriale, la politica energetica, le liberalizzazioni non possono essere condizionate da un articolo di legge da abrogare o meno. Devono trovare una composizione di interessi all'interno del Parlamento.